Tony Morgan, attore e regista, presenta il nuovo film 8 euro ed anticipa la presenza di Calandra e Calandra nella prossima produzione. Vediamo il servizio. Tony Morgan, attore e regista. Proprio in questi giorni si è concluso il tuo film che ha avuto grande successo, 8 euro. Perché 8 euro? Perché 8 euro è un film di grande attualità, voglio dire, è la storia di un pensionato che vive con 8 euro al giorno e deve sbarcare il lunario, si va a scontrare nei supermercati con gente con 2-3 mila euro che non riesce a vivere e lui con la sua dignità con 8 euro ci riesce a vivere. È un personaggio che il pubblico sta amando moltissimo. Ha partecipato a tanti di quei concorsi, ne abbiamo vinto tanto come miglior attore, miglior film, miglior regia, insomma devo dire è un film che veramente sta amando il pubblico in un modo straordinario. Era una scommessa in un momento storico della nostra vita, quello di fare un film che rispecchiasse finalmente quella che è l'attualità. Il carisma dell'attore è anche il fatto di promuovere, prendere in considerazione quello che è l'attualità. E questo è un film che non andrà sul grande schermo, ma sicuramente andrà sul piccolo schermo, in particolare dove? In questo momento va nel circuito nazionale e internazionale dei concorsi che ci sono dei lunghi corti. Poi alla fine c'è sicuramente andrà in Rai, tra Mediaset e Rai, comunque ancora questa è la produzione, lo stiamo decidendo. Abbiamo qua i nostri due concittadini, sono Maurizio e Giuseppe Calandra. Sì, sono i Calandra e Calandra, Maurizio che Giuseppe, e avrò il piacere di averli in video nel film, voglio dire, con un loro cavallo di battaglia e poi ci vediamo e ci sarà una sorpresa finale, soprattutto, ma l'importante per me è un grande onore averli nel mio film, che è veramente il posto che loro meritano. Maurizio, soltanto una battuta, come avete conosciuto Tony? Ma guarda, diciamo che per una volta è stato Tony a conoscere noi attraverso i vari concorsi cinematografici, si è innamorato di Siciliano tipo strano, ci ha contattati, cosa che ci ha enormemente stupite. Per noi è una grande gioia partecipare in questa nuova produzione che farà Tony, quindi siamo felicissimi di essere stati scelti.